Certo che si incontrano gli amici che vengono spontaneamente a dire la propria ragione per la quale sono qua, per dimostrare in maniera simpatica anche che ci siamo anche noi, che ci sono anche le partite IVA. Si incontrano gli amici ma non si riconoscono magari. Mi sembra che tu hai un bar. Eh sì, Michele Vicentini, sono quello del bar della Jenny. Questo simpatico incontro fra gestori, negozianti, partita IVA e professionisti serve proprio per così pacificamente dimostrare che siamo in un momento veramente difficile e che stiamo pagando uno scotto che a volte è anche superiore a quello che dovrebbe esserci imposto. Speriamo noi dei locali pubblici, perché avremo la parte peggiore di questa cosa, di poter riprendere il più presto possibile, almeno con un servizio di tavoli esterni, pur seguendo tutte le varie indicazioni date dal governo, ma perlomeno di non dover lasciare a casa dipendenti e non perdere quello che è lo spirito del locale, che è quello dell'aggregazione, pur avendo, ripeto, le modalità date. Qui un'altra partita IVA, eccola, si può individuare una parrucchiera. Speriamo che i parrucchieri aprano, perché vedi, anch'io sono un po' in condizione. Ne abbiamo tutti bisogno, anche a livello psicologico, la bellezza, l'insieme di tutte le cose. Abbiamo mantenuto le distanze, tolto poltrone, lavelli, tutto pur di lavorare. Ridateci per piacere un po' di libertà, un po' di lavoro, siamo disperate dopo 3 mesi che non lavoriamo. Enel, Telecom, tutto da pagare, i dipendenti, tutti da pagare sono. Siamo veramente disperati, ridateci un po' di lavoro. Salve a tutti, è una partita IVA Conegliano e sono solidale in questo momento con tutti i commercianti e i negozianti del centro di Conegliano, come è giusto che sia. Ovviamente sono a titolo assolutamente personale, non in qualità di Presidente del Consiglio Comunale. E niente, per cui tutte queste persone, se ne sono ormai tantissime, dimostra il fatto che ci siano queste tante persone dimostra che il problema è molto serio e sarà sempre più serio se non vengono adottate delle misure molto più ampie di apertura nei confronti di tutte queste persone che hanno una famiglia da mantenere a casa.